E adesso guardiamo un servizio molto particolare realizzato questa mattina dalla nostra redazione, che è andata all'interno di un centro di smistamento rifiuti. Guardate. Troviamo in provincia di Treviso davanti ad uno dei più grandi impianti di trattamento dei rifiuti del Veneto. Andiamo dentro a vedere che attività vengono svolte. Ora entreremo a vedere l'analisi merceologica dei rifiuti e ci spiegherà meglio tutto il procedimento. Sì, l'analisi merceologica viene fatta periodicamente dall'ARPA per controllare il rifiuto residuo, cioè quello non differenziato, per vedere se ci sono ancora dei rifiuti recuperabili, cioè se i cittadini effettivamente fanno bene la raccolta differenziata. Il campione estratto dalla massa di rifiuti viene selezionato in base alle diverse categorie merceologiche, cioè viene separata la carta, il vetro, la plastica, le parti ancora recuperabili, tipo l'umido, dalla parte invece che non è recuperabile. Questo alla fine ci serve per capire quante frazioni recuperabili sono ancora presenti in quello che è definito il rifiuto scarto, cioè il rifiuto non recuperabile. Sicuramente il Veneto è una regione all'avanguardia. Nel 2010 è stato superato il 56% di raccolta differenziata, quindi abbiamo degli ottimi risultati su oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti, oltre la metà, quindi oltre 1 milione, va a impianti di recupero. Però appunto ci sono ancora margini di miglioramento, perché non tutti i comuni hanno gli stessi risultati, non in tutte le zone del Veneto la raccolta differenziata viene fatta con la stessa attenzione. Molto spesso tutti noi chiudiamo il sacchetto dei rifiuti e ci dimentichiamo di quello che può succedere, non pensiamo a quello che succede dopo. In realtà dopo ci sono persone che lavorano o per separare i vari rifiuti destinati al recupero, oppure per trattare i rifiuti destinati allo smaltimento, alla discarica piuttosto che all'incenerimento. Cioè c'è un mondo che lavora per cercare di minimizzare gli impatti ambientali dei nostri rifiuti. L'ARPA è impegnata in generale in tutti i controlli ambientali. Nel settore dei rifiuti quello che come osservatorio regionale si fa è un controllo per verificare che tutti i flussi, soprattutto quelli delle raccolte differenziate, vadano agli impianti di recupero. Allora, dal 1° gennaio non vengono più prodotti i classici sacchetti, diciamo, che abbiamo sempre trovato al supermercato, ma vengono prodotti dei sacchetti biodegradabili. Sì, è vero, dal 1° gennaio non saranno più prodotti gli shopper in plastica, ma solo shopper in materiali biodegradabili e compostabili. Nei supermercati, appena sono finite le scorte, troveremo questi shopper in materiali biodegradabili. È evidente che siccome costano di più sarebbe importante, anzi è fondamentale, che i cittadini quando vanno a fare la spesa si muniscano di borse, o come si dice un po' in base anche alle campagne che fanno, porta la sporta.